Ma io credo che il territorio della regione Emilia-Romagna, come del resto Lombardia e Veneto, hanno accettato fino in fondo che siamo all'interno di un cambiamento epocale. Per cui oggi le imprese, il sistema delle imprese, più che interrogarsi su che cosa c'era, si stanno interrogando su che cosa sarà il futuro, su come interpretare il futuro e soprattutto chiedono di avere strumenti e azioni che aiutino le piccole imprese, in modo particolare le artigiane, a vincere queste sfide. Ne cito due: una certamente la sfida della digitalizzazione, questa bisogna assolutamente accettarla e io dico anche che molte piccole imprese questa sfida l'hanno già accettata da molto tempo, oggi hanno bisogno di rafforzarsi ulteriormente, ma l'altro tema è certamente anche la sfida green. Ormai noi parliamo e dobbiamo parlare sempre di prodotti, processi produttivi che siano sempre più rispettosi dell'ambiente, ma perché comunque l'ambiente è quello entro cui vive l'uomo, quindi sempre più rispettosi dell'uomo. Ecco, io credo che oggi questa capacità di leggere i fenomeni le imprese le abbiano. Oggi l'hanno dimostrato in questo meeting tra tre presidenti di tre regioni importanti. Noi come regione abbiamo messo in campo una serie di infrastrutture importanti che vanno da tutto il tema della formazione, al tema della ricerca, al tema dell'innovazione, a risorse, quindi accesso al credito per le piccole e medie imprese, ma l'altro elemento forte che vengono spinti proprio anche da queste associazioni è l'utilizzo del 116, quindi una maggiore autonomia da parte di queste tre regioni per poter essere sempre più presenti in un modo programmatico rispetto ai temi che queste imprese oggi pongono, che sono formazione, ricerca, innovazione, internazionalizzazione e credito. L'autonomia è uno strumento che rafforza un processo che comunque c'è già in atto. Noi siamo una regione che veniamo già da alcuni anni da segnali sempre positivi. In più nel 2018 la regione Emilia-Romagna è quella che cresce maggiormente rispetto, voglio dire, anche alle altre regioni. Diciamo che in questo momento abbiamo bisogno di premere l'acceleratore. Abbiamo alcuni temi come il tema del lavoro, il tema delle imprese, oltre al tema, questo enorme tema sulla ristrutturazione edilizia, quindi la rigenerazione urbana, e oltre al tema della salute, del sociale, che sono i temi che abbiamo posto all'interno del 116, abbiamo bisogno davvero di pigiare l'acceleratore. Abbiamo iniziato nuovamente il confronto col nuovo governo e noi abbiamo bisogno entro l'anno di concludere e di portare a casa l'accordo con il governo per permetterci poi di fare delle programmazioni di lunga lena, cioè non solo un anno, ma di avere la possibilità di dire: guardate, le risorse e le azioni possono essere queste nell'arco di più anni.